La parabola del seminatore tratta dal Vangelo di Matteo ci insegna che la parola di Dio è sempre la stessa, ma diverso è il modo di accoglierla. L'amico Giovanni Oliva ha tradotto in napoletano questa parabola. Ascoltatela con attenzione. Parabola del seminatore. Nu campagnuolo una mattina scetta a seminare, una parte la semente che retta per mezz'anno, penetra uccelli e sa mangiaiano. Un'altra parte è a fornire un coppa e prete, a dottorrene era poco e perciò come sguigliaia subito seccata. Altra semente fernette in di spina che la fugaiano. Una certa quantità di semente che retta in coppa a terra buona, crescetta e detta tanta frutta. La semente è sempre la stessa, cambia però il terreno. Cioè, la parola di Dio è sempre quella, ma la maniera di raccogliere è diversa. Chi tiene il orecchio, sentesse e comprendesse. Danina una bella mattina, una canestanzina, china, accetta semana, accetta semana, accetta semana, accetta semana, a semente è sempre stessa, però cagna nel terreno, a parole che le Dio non si può certo cagnare, cagna solo l'accoglienza chi non la vuole sentire. E perciò da vedere chi è cercato da capire. E mentre semminava dentro campo, con tanta voglia fa sguigliare l'ugrana, una parte della semente si perdette, una parte della semente si perdette, la semente è sempre la stessa, però cagna nei terreno, la parola che le Dio non si può certo cagnare, cagna solo l'accoglienza chi non la può sentire. E perciò da vedere chi è cercato da capire. Hey! Ma ho visto la semente che portava coppo terreno buono le cadette, squiglia e facetta tanta frutta, squiglia e facetta tanta frutta, la semente è sempre la stessa, però cagna nei terreni, la parola che le Dio non si può certo cagnare, cagna solo l'accoglienza chi non la vuole sentire. E perciò da vedere chi è cercato da capire. La semente è sempre la stessa, però cagna nei terreni, la parola che le Dio non si può certo cagnare, cagna solo l'accoglienza chi non
n'avevo sentito e perciò la vita è vecchia e cercata da capire.